Grazie mille. Grazie a te, grazie a te, grazie a Valerio Caprino, grazie. Allora, prima di concludere quasi la parte riguardante il campionato di eccellenza, all'interno della nostra manifestazione abbiamo ormai da tanti anni alcuni premi speciali. Abbiamo già consegnato quello alla carriera sportiva a Roberto Sorrentino e adesso un premio molto interessante, lo abbiamo istituito da 3 stagioni, sempre personaggi top legati al mondo dello sport, al mondo del calcio soprattutto. Premio Un uomo per lo sport 2021 ai Penalty Awards abbiamo Fabio Capuana. Ciao Fabio, adesso arriva il microfono, eccolo qua, il microfono a Fabio Capuana. Allora Fabio, mettiamoci un po' più al centro, perché il calcio deve essere al centro dell'attenzione anche dei giovani, perché tu porti avanti delle accademie nelle Madonie che hanno un successo impressionante, il tuo nome è sempre legato ad iniziative dove il sociale è forte e soprattutto il linguaggio che parlate è quello della gioventù, è quello dei bimbi che per essere compresi è sempre molto difficile. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziare te e tutti i presenti e le autorità sportive presenti, anche le autorità politiche che sono presenti oggi. Sì, abbiamo nel mondo giovanile è la vita, è quello che poi aspetta, è ciò che precede quello che stiamo vivendo oggi. Quindi è un movimento importante che cresce, un movimento importante che stiamo cercando di foraggiare il più possibile e che abbiamo intenzione di continuare a mandare avanti, perché quella è la vita e quella è ciò che poi porta al risultato che abbiamo oggi con questa fantastica iniziativa che da tanto tempo tu porti avanti. Io sono emozionato e molto onorato di Hai perso anche qui. la voce. Ho perso anche la voce, sì, veramente. Però la tua voce serve per alimentare tutto il progetto delle scuole calcio che stai portando e credo che io ti ho visto come lavori e credo che il linguaggio che voi adoperate è il linguaggio più semplice, perché arriva diretto anche al cuore, perché i ragazzini hanno bisogno anche di avere accanto non soltanto l'allenatore, ma un amico, un istruttore, un maestro di vita. Sì, è tanto un messaggio di inclusione, perché è una iniziativa nuova, nuova, diciamo, specifica nel suo genere, perché non esiste in Italia, ci sono state qualche tentativo, abbiamo quasi 22 società che vanno da Santo Stefano di Camastra a Bagheria, che si sono associati come settore giovanile in un unico, diciamo, consorzio sportivo e calcistico, dove mettono insieme a disposizione e dove si fa formazione, dove si fa, gli allenatori condividono le proprie idee, i dirigenti condividono quelle che sono le proprie idee, i propri percorsi, e quindi è un messaggio di inclusione che vogliamo mandare, perché essendo le nostre delle zone, diciamo, un po' più, come dire, isolate, quindi soltanto con l'unione possiamo riuscire a fronteggiare quelle che sono le metropoli. È il percorso giusto, ne sono pienamente convinto. Grazie. Allora, per premiarti invito qui l'assessore al turismo del comune di Palma di Montechiaro, ovvero Salvatore Acri. Salve assessore. Allora, a questo punto arriva anche per il nostro uomo dello sport Fabio Capuana il riconoscimento con la sua bella partecipazione a questa 8ª edizione in questa bellissima cornice di Palma di Montechiaro. Ecco la nostra splendida Federica, consegniamo a Fabio Capuana la targa, perché poi voglio parlare anche del pallone. Eccolo qui, facciamo un applauso a Fabio Capuana. Grazie. Guarda Fabio, siccome tu hai a che fare con le scuole calcio, abbiamo anche il pallone ufficiale di Freddo Neve, che è il nostro... è un pallone molto interessante. Le scuole calcio ne fanno incetta, soprattutto in Emilia Romagna e in Lombardia, e credo che possa diventare il nuovo amico dei nostri piccolini.
ok? È l'attore principale. È l'attore principale, è vero. Grazie a Fabio, Grazie a voi. complimenti per tutto. Grazie. Intanto consegniamo anche, soprattutto, questa birra tutta siciliana che si chiama 91026. L'ho assaggiata, è buonissima. Adesso non voglio fare il solito spot pubblicitario, ma veramente la tradizione della birra siciliana racchiusa in questa bottiglia originale. Come è originale questo paradiso che si chiama Palma di Montechiaro, dove credo state lavorando per il turismo. Tu sei un assessore al turismo, so che state lavorando tantissimo perché la cartolina di Palma di Montechiaro sia visibile a tutti. Sì, Ettore, grazie. Vogliamo ridare a Palma il posto che merita. Dopo 1 anno e mezzo di buio stiamo cercando di ripartire con tutte le misure di prevenzione imposte dal governo e cerchiamo di rilanciare il nostro territorio al meglio. Siete a buon punto, credo, eh? Ci stiamo provando. Ci state provando. Non ci fermiamo, Grazie tante. Lasciamo il microfono. Grazie al nostro assessore al turismo Salvatore Acri. Il calcio è uno sport quasi sempre, spesso, ultimamente, soprattutto qui ai Penalty Awards, molto maschile. Però il Presidente sa benissimo che il calcio femminile io lo adoro, ho avuto occasione anche di viverlo nel Lazio qualche stagione fa ed è in grandissima crescita e vi posso già anticipare che la prossima stagione dei Penalty Awards vedrà in scena anche il calcio femminile, quindi facciamo un applauso a chi sta portando avanti questo progetto di ulteriore crescita di questo movimento. Quindi dicevo, è un calcio molto maschile, almeno in questo ultimo periodo qui all'interno dei Penalty Awards, ed il nostro premio dedicato al personaggio TV è un premio tutto al femminile. Ed invito qui sul palco colei che lo vince, ovvero Ornella Giusto. Ornella Giusto, che io conosco da tantissimo tempo. Il microfono, Ornella. Una donna bellissima, personaggio TV, teatro, cinema, fiction, non so più dove sei ovunque, perché il tuo volto, che tra l'altro è molto siciliano, molto mediterraneo, e questa cosa ci lusinga e ci fa piacere, ti vede sempre protagonista. Adesso so che stai preparando un progetto teatrale bellissimo, ma parliamo per un attimo delle tue sensazioni entrando in questo spazio dove la cultura e l'arte esplode in ogni centimetro. Intanto buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui a Palma di Montechiaro, sono contenta di essere qui in Sicilia, a respirare finalmente l'aria della mia terra, dato che ormai da tanti anni vivo a Roma, però spesso io torno spessissimo in Sicilia. C'è una corda che ti tira. Mi ricarico, ecco, quindi vi ringrazio di avermi comunque invitata a questo bellissimo premio. Sono contenta di... Ne ero convinto, ecco. Anche perché tu l'hai accettato subito, hai detto sono lusingata, sono piacevolmente sorpresa, grazie, e quindi la tua presenza è doppiamente ancora più vivibile. Parliamo un attimo di questo spettacolo che stai preparando, perché sarà di scena praticamente in questo mese di agosto. Venerdì 20 agosto alle ore 21 al Palazzo della Cultura di Catania. Sì, cortile Platamone. Federico Garcia Lorca, Passione andalusa sotto la luna gitana, l'ho intitolato. Addirittura. Diciamo che ci ho lavorato parecchio, è un lavoro abbastanza importante, a cui tengo moltissimo. Garcia Lorca non è facile per niente, quindi ho fatto in modo di alleggerire, ma di far sì che venisse fuori proprio l'animo dell'artista in maniera molto forte, molto, molto bella, perché penso che in ognuno di noi c'è un Garcia Lorca. Quando tu parli di teatro ti si illuminano gli occhi, sì. Però io credo che anche comunque il cinema, la fiction, la TV che ti ha visto protagonista ultimamente è qualcosa che comunque ti appartiene sempre. Quello sì. Non possiamo pensare che il teatro sia soltanto la tua anima vincente, ci sono tante altre sfaccettature. Il teatro sicuramente ti dà delle emozioni bellissime, poi
l'attore parte dal teatro, ecco, si Tra parte l'altro in sofferenza, insomma, negli ultimi 2 anni con grandissima sofferenza. In sofferenza, però io da buona siciliana, sì? perché penso di avere l'Etna dentro Giusto. di me, non hai mai mollato. Non ho mollato, quindi sto portando avanti questo progetto sia come produzione, organizzazione e tutto, ecco, mi sono data parecchio da fare, quindi niente vacanze allora. Sono sempre convinta e lo dico che è importante nei momenti, forse questo è quello che sta succedendo, è un metterci alla prova, un mettersi alla prova. È vero, perché proprio in questo momento si vede veramente chi sei e quanto vali e il carattere che hai, perché è un momento molto difficile, quindi sono sicura che ce la faremo e che a ognuno di noi rimarrà qualcosa di importante. Ne sono pienamente convinto pure io. Grazie al nostro personaggio televisivo Ornella Giusto. Invito qui sul palco l'organizzatore del premio internazionale Donna Fugata, che è andato in scena giorno 6 a Palma di Montechiaro, ovvero Francesco Bellia, a premiare Ornella Giusto. Allora, sta per arrivare la targa da consegnare ad Ornella, così poi avremo modo anche un attimo di parlare con Francesco. Consegniamo la targa ad Ornella. Personaggio TV. Grazie, bellissimo. Ai Penalty Sono Awards. La mia terra mi abbraccia sempre, mi coccola, mi sento molto amata E qui. ti sentirai doppiamente coccolata perché porterai a casa anche una birra tradizionale siciliana. I nostri ospiti vanno via con tantissimo materiale, ma ci piace questa cosa qui, pertanto avrai modo veramente, insomma, di gustarti questa tradizione anche sul territorio romano. La tieni tu? Così eventualmente la Troppe consigli. cose, il microfono. È vero. Grazie ad Ornella. Complimenti di tutto, tra poco ti arriva la birra comunque. Grazie ad Ornella Giusto, premio personaggio TV. Allora Francesco, era giusto l'abbinamento con l'arte di Ornella Giusto, perché tu sei il patron di questo premio internazionale che quest'anno ha aperto i battenti qui nel tuo territorio, in questa scena naturale che è il Palazzo Ducale, la scalinata della chiesa madre di Palma di Montechiaro. Brevissimamente, perché hai scelto di inventarti un premio di questo genere? Ma perché io ritengo che la storia di Palma vada diffusa non solo a livello regionale ma a livello nazionale, e a Palma mancava un premio di prestigio e poi soprattutto per aiutare questa amministrazione pregevole a farsi strada e a farsi onore. E ci sei riuscito, complimenti. Abbiamo anche per te la targa ricordo, grazie a Francesco Bellia, patron del premio internazionale Donna Fugata. Grazie a Francesco. Siamo dati dei tempi e vogliamo essere super veloci, pertanto prima di conoscere le nomination e far salire qui sul palco i nominati per quanto riguarda la categoria miglior dirigente del campionato di eccellenza, ci prendiamo una leggera pausa, anche perché abbiamo invitato quest'anno una giovane cantante che è veramente esplosiva. Una solarità impressionante, la canzone nuovissima, fresca, estiva, che è già diventato un tormentone perché cliccatissimo anche sui suoi canali YouTube. La invitiamo sul palco e la ascolteremo con molta attenzione. Lei si chiama Debra Lupo. Ciao, adesso mi presento, non sono più la stessa ma non è l'accento. Se apri un po' la mente ci verso il cemento della lapide col mio nome al centro. Yeah, mi hai già vista sospesa, legata alla morale convenzionale. Adesso sono fumo che ti sale a male. Regallate nello stomaco le fate, ma vermi da sputare prima di andare. Yeah, sto a tempo per farti sentire che lei non volevo uscire, me la portavo dietro come pilloline, come spine meschine. Si è fatta
strada per uscire, è la mia parte che non sa mentire, e no, non ci riesco, ma il taglio ancora fresco, qui nello specchio vedo, sento un po' del mio riflesso, e giuro ora esco, nel buio non ci resto, e nella scatola ho lasciato la metà di questo. Parlare, serve tempo perché tu capisca che le se ne infischia della rissa che c'ho dentro, che sto in fissa, ma se poi la sento io la fermo, sogno e tuono, donna libera come un uomo, non mi siedo qui sul trono della femmina, tacco e tonico, è logico, l'occhio sociale è universale, che la femmina è pura, il maschio è sempre stato un animale, ed io che c'entro, sto in mezzo, sono il terzo sesso, ballo come un lento, ma ti taglio come il vento. Dall'ade, nello stomaco le fate, ma vermi da sputare prima di andare, yeah. Sto a tempo per farti sentire che lei non voleva uscire, me la portavo dietro come pilloline, come spine meschine, si è fatta strada per uscire della mia parte che non sa mentire, e no, non ci riesco, ma il taglio ancora fresco, qui nello specchio vedo, sento un po' del mio riflesso, e giuro ora esco, nel buio non ci resto, e nella scatola ho lasciato la metà di questo. C'è silenzio qui nel mio deserto, e ciò che sono ora l'ho scoperto, se mi perdo mi ritrovo dentro, che se cado so che poi mi prendo. Sto a tempo per farti sentire che lei non voleva uscire, me la portavo dietro come pilloline, come spine meschine, si è fatta strada per uscire della mia parte che non sa mentire, e no, non ci riesco, ma il taglio ancora fresco, qui nello specchio vedo, sento un po' del mio riflesso, e giuro ora esco, nel buio non ci resto, e nella scatola ho lasciato la metà di questo. Debra Lupo. Buonasera a tutti, grazie Ettore Grazie per questo invito. Ho detto subito che la tua è una canzone giovanissima, una canzone molto attuale, Sì. ha un riff interessante, e che ti Grazie. dobbiamo dire altro, soltanto buona fortuna e soprattutto buona estate. Grazie mille, grazie per questo invito, è un evento pazzesco, quindi buon proseguimento, grazie mille. Grazie, Debra Lupo. Grazie. Grazie. Adesso ho il piacere di invitare qui sul palco alcuni giornalisti che accompagnano quasi sempre le stagioni sportive del calcio dilettantistico siciliano. Ed invito qui sul palco Giuseppe Barbara, Filippo Bellia e Franco Anastasi. Eccoli qui, sono tre colonne del giornalismo sportivo siciliano, e per la prima volta li ho messi quasi tutti e tre insieme, non succedeva da tantissimo tempo. Iniziamo con Bellia. Tu hai raccontato la storia da tanto tempo di questa bellissima ridente cittadina, adesso è arrivato anche tuo figlio che ci ha fatto il premio, quindi l'hai completata. Del calcio dilettantistico ne hai parlato per molto tempo, ma quel calcio non esiste più, credo, no? 55 anni di collaborazione con il giornale La Sicilia. E con questi numeri. Ne ho visto di belle, di brutte, però è stato bellissimo scrivere, e ancora continuo a scrivere ogni giorno sul calcio dilettantistico siciliano. Speriamo che questo premio non sia assegnato come conflitto di interessi. No, assolutamente, ci mancherebbe. Io mi auguro, però qua c'è un grande presidente della Gattopardo che si chiama Salvatore Catania. Conosciamo. Abbiamo portato con il papà il grande Gioacchino in Serie D la Gattopardo, e io ero il direttore sportivo che ho costruito questa squadra, e qua può essere testimone. E ora, se questa sera stiamo qua, è perché questo mio figlio è il sindaco, coetanei. Io me li portavo a 15 anni, a 16 anni, col grande amico Giulio Castellino, ufficiale sanitario, che purtroppo è morto tragicamente, a vedere le partite in tutta la Sicilia, e ho seminato in loro
l'amore per il calcio puro, onesto ed entusiasmante. Ed è un calcio che non c'è più. Quello del calcio siciliano. Bravo, bravo. Allora, parliamo con te Giuseppe, anche perché tu hai vissuto la provincia agrigentina da protagonista, raccontando le gesta soprattutto del Canicattì, che non riesce a vincere questo benedetto campionato. Che dobbiamo fare? Questo Canicattì purtroppo l'anno scorso, a causa pandemia da Covid-19, è stato un campionato, diciamocelo francamente, anomalo. Io avrei preferito che il Canicattì assieme ad altre società avesse magari deciso di mettersi da parte e non partecipare al campionato, perché poi è stato come è stato, ci sono spesi tanti soldi, soprattutto perché Canicattì non dispone di un impianto sportivo in erba questo sintetica, è il grande problema, e quindi spostarsi a Ravanusa è sempre molto difficile. Speriamo che quest'anno inizino presto i incrociamo lavori. le dita. Assolutamente sì. Sta nascendo un'ottima squadra, Canicattì, che sta operando bene sul mercato. Il direttore sportivo Avarello ha preso Azzara dalla San Cataldese, Ha fatto una bella campagna acquisti. Privitera del Giarre. A quanto pare si vocifera dovrebbe chiudere sarebbe un gradito ritorno con Benny Iraci. In sostanza è una società che vuole recitare un ruolo non di secondo piano, ma vuole dire la sua in questo e secondo me questa volta sarà l'anno buono, come sarà l'anno buono anche per Franco Anastasi, che praticamente è giunto all'8ª edizione ed è stato sempre presente e soprattutto ha accompagnato tantissime fortune di tantissimi giocatori, dirigenti ed allenatori. Praticamente li hai visti crescere negli anni, portando anche spesso e volentieri un po' di fortuna. In parte. Comunque, buonasera a tutti, sono contento di essere qua per l'8ª volta, sì, come tu giustamente ricordavi. Ci tengo a dirla questa cosa. Ti ringrazio. Io sono arrivato un attimino in ritardo. No, sei arrivato in tempo per essere... Sono arrivato in ritardo, però ho girato un'ora a Parma per trovare un po'. Il parcheggio è sempre un dramma nei piccoli centri. Ero stato puntuale, poi invece purtroppo sono arrivato in ritardo. Però sei qui per ricevere l'ennesima targa di partecipazione. Ti ringrazio. E sarà un altro grande amico dei Penalty Awards a consegnarvi le targhe della vostra presenza, ovvero Francesco Santocono, che invito qui sul palco, scrittore, giornalista, che con la sua penna ha scritto opere importantissime. Allora, consegniamo subito a Francesco le targhe per Giuseppe, per Franco e per Filippo. Vi chiamo per nome perché ci piace questa cosa. E sono anziano anch'io, mica male. Eccolo qua, il primo per Filippo, insieme chiaramente alla presenza della sponsorizzazione di Bacco. Eccolo qui, facciamo un applauso a Filippo Bellia. Il secondo per Giuseppe, eccola qui anche per lui l'ennesima targa. E poi concludiamo in grandezza. Volevo ricordare, sì? Con Filippo ci siamo conosciuti circa 40 anni fa in una delle mie prime trasferte a Canicattì. Addirittura. Pazzesco. È un grande inviato del giornale La Sicilia. Grande come età. No, è veramente, perché eri veramente fondamentale per il mio giornale. Grazie. Ci siamo. Consegniamo anche a Franco Anastasi, sponsor Bacco e premiazione con la targa ricordo. Grazie a tutti voi, buona estate. Allora, Francesco Santocono, se Franco Anastasi ha fatto 8 edizioni, tu insomma ci sei quasi vicino, però ogni anno ci sorprende sempre perché la tua presenza è sempre abbinata a qualcosa che esplode, no? Con la tua penna. Questa volta ti sei, non dico inventato, ma studiato un corto che è presente in moltissime manifestazioni, raccogliendo un grandissimo successo. Parliamo del film cortometraggio Io e Freddy, che racconta ancora il dramma AIDS, che forse qualcuno mette da parte in questi ultimi anni, ma che invece non bisogna mai dimenticare.
In realtà non è un corto, è un mediometraggio perché è mezz'ora. Il film quindi, insomma... è stato prodotto proprio per promuovere la lotta contro l'AIDS, che è una malattia messa in secondo piano, soprattutto dopo il Covid, ma che è una malattia profondamente invalidante e che ancora esiste, anzi nell'ambito dei giovani è una malattia che ha un crescendo importante, anche se oggi bisogna mettere le cose in chiaro, non si muore più di AIDS, l'AIDS è controllata grazie al dalle cielo, medicine, però ovviamente si tratta di una malattia altamente invalidante. Noi abbiamo fatto questo film insieme ad Alessandro Haber, a Stella Egitto, a Mario Pinato, insomma un bel po' di attori importanti che sono prestati a questo, diciamo così, gioco, che poi non è stato più un gioco perché ha ricevuto dei riconoscimenti importanti, tra cui il premio Troisi, ieri il vostro premio. Siamo molto felici anche perché a settembre iniziamo a portare in giro questo film negli istituti di rieducazione di tutta Italia e poi a dicembre, il 1° dicembre, per la giornata internazionale contro l'AIDS, sarà proiettato in una TV nazionale, poi magari vi faremo sapere. E poi per chiudere, insomma, mentre ci siamo, promozioniamo anche l'evento che ci sarà al Cairo, dove l'Italia sarà di scena con un'opera firmata da Francesco Santocono. Sì, questo un po' esula da quella che è la mia attività principale, tu lo sai, io faccio il giornalista, mi occupo di sanità, faccio il docente universitario di diritto sanitario, quindi mi occupo di altri aspetti, però ho il piacere di essere un egittofilo innamorato dell'egittologia e questo piacere mi ha portato a scrivere il libretto dell'opera lirica Tutankhamon, che sarà messo in scena in anteprima il 20 ottobre al Cairo e poi per l'inaugurazione del più grande museo del mondo nel 2022. Allora consegniamo anche a Francesco Santocono l'ennesima premiazione legata alla sua presenza. Eccola qui la nostra Federica. Francesco Santocono, grazie per essere stato con noi anche questa volta. Grazie a Francesco Santocono, grazie. La musica sontuosa serve da introduzione alle nomination legate al campionato di eccellenza. Parliamo adesso del gruppo dirigenziale. Vediamo un po' chi si presenta, ma credo che forse ci sarà finalmente l'Unplane. Miglior dirigente per quanto riguarda la stagione 2020-2021, campionato di eccellenza. Le nomination sono Massimo Ferraro della San Cataldese, Arialdo Giammusso della Nissa FC e Mauro Di Natale dell'Enna. Buonasera direttore. Buonasera presidente. Buonasera direttore. Allora, abbiamo squadre che sono state protagoniste assolute della stagione. Abbiamo l'Enna che insomma entrare in nomination non è mai facile, abbiamo la San Cataldese che addirittura il campionato l'ha vinto e la Nissa che per un attimo ha sfiorato questo grande sogno di ritornare nel campionato di Serie D. Nel frattempo ne approfittiamo per ritornare a parlare del nostro sponsor partner Freddoneve, con la presenza di Elenia, con un altro bel completino di questo brand sportivo per quanto riguarda la prossima stagione. Io adesso chiamerò colui che aprirà la busta, sono doppiamente contento di invitarlo perché per la prima volta è qui presente ai Penalty Awards, è il neo presidente dell'AIAC di Catania, Lucio Tosto. Ciao Lucio. Arriva la busta, caro Lucio, tocca a te a questo punto aprirla e comunicarci il nome di colui che vince questa stagione. Sono stati 3 dirigenti super vincenti, a prescindere da chi porterà a casa, diciamo, la targa un po' diversa, però già il fatto di essere nomination, direttore, lei lo sa meglio di me, è già importante. Sei pronto? Hai una busta pesantissima quest'anno, perché dei 3 ci sono 2 rappresentanti di capoluoghi di provincia. È vero, è vero. Molto importante. Apro subito la busta. Sì. Vince come miglior dirigente Arialdo Giammusso della Nissa. Oh, il presidente che non ha vinto il campionato, ma evidentemente ha coinvolto tutto l'ambiente. Eccola qui.
Passiamo subito la targa come miglior dirigente ad Arialdo Giammusso della Nissa, anche con il premio Bacco. Quello non è per te, quello non è per te, ma tra poco arriverà. Nel frattempo possiamo già consegnare anche gli altri. Qui, Mauro Di Natale dell'Enna Calcio, applauso anche per l'Enna. E poi subito anche quella per Massimo Ferraro della San Cataldese insieme al 91026, la birra tutta siciliana. Tu ti metti qui perché tra poco toccherà anche a te, perché devo scambiare una battuta veloce con il Presidente. La sua attenzione, il suo entusiasmo ha incuriosito un po' tutti gli addetti ai lavori. È una Nissa che ha veramente tanto voglia a questo punto di ritornare in prima linea nel calcio tra virgolette che conta. Grazie per l'invito e vincere questo premio per me, che sono presidente di una squadra di calcio da appena 10 mesi e nel mondo del calcio da qualche mese in più, già una nomination era una vittoria. Vincerlo per me è un grandissimo onore, è un mio personale grazie all'organizzazione, a tutti coloro che nel mondo del calcio e la giuria ha voluto questa mia vittoria, che è una soddisfazione per quello che sto facendo per la Nissa, per riportarla dove merita, una squadra che quasi non esisteva, e con l'impegno mio della dirigenza biancoscudata stiamo tentando di nuovo di scalare e portarla dove compete e dove il blasone del passato la posiziona. Siamo pienamente convinti che il percorso sarà quello vincente. Massimo, allora diciamolo pure, la San Cataldese, mi hai detto un paio di mesi fa, non era partita con l'intento di vincerlo questo campionato, e poi che cosa è successo? Lo avete vinto? Assolutamente esatto quello che ha detto. Praticamente intanto vi ringrazio per il, come dice il Presidente Giammusso, essere già in nomination per me è un successo, quindi grazie di questo, sono onorato di questo premio. Mi va di ringraziare anche i giocatori che sono i primi protagonisti, certo. Di questa ambiziosa nomination, oltre alla società San Cataldese Calcio che mi ha dato questa opportunità. E adesso cosa succederà la prossima stagione in Serie D? Veloce veloce? E adesso veloce cercheremo di salvarci il prima possibile, perché dobbiamo mantenere la categoria che abbiamo con sorpresa anche da parte nostra. La parola salvezza mi sembra strana per la San Cataldese, mentre invece per l'Enna i progetti sono a lunga scadenza, un campionato di vertice anche la prossima stagione. Sì, speriamo. Intanto saluto tutti e vi ringrazio per l'invito. Speriamo di migliorarci, non sarà facile perché essendo arrivati in finale quest'anno, l'anno prossimo per migliorarci dovremmo cercare di vincerlo questo campionato, ma sappiamo che sarà molto difficile perché ci sono squadre veramente molto attrezzate. Quest'anno ci abbiamo provato, ma abbiamo trovato davanti una corazzata, il Giarre, siamo stati gli unici ad averli sconfitti, almeno una volta, almeno ci è rimasta questa soddisfazione, quindi cercheremo di migliorarci e vedremo cosa succederà. In bocca al lupo dunque per la prossima stagione. Presidente Ajak, non rimanete un attimo qua, anche perché mi sono inventato una cosa che tra poco vedrete e ascolterete soprattutto. Presidente Tosto, ti posso chiamare Presidente Tosto perché sei stato addirittura il mio capitano in una mia vecchia Megara Augusta, ma Presidente Tosto, lo ha confermato Lillo, lo ha confermato anche giustamente Luigi Di Dio, Lillo Capraro e Luigi Di Dio, Agrigento ed Enna, e a questo punto il progetto dell'Ajax che si allarga sempre di più anche in una grande provincia come Catania. Sì, io ho avuto un'eredità importante, quella là del presidente Sorbello, che ora è alla regione, no? Sì. È un'eredità importante perché ha una doppia funzione, no? Da un certo punto di vista mi dà molte responsabilità, perché sostituire una memoria storica come quella là del presidente Sorbello non è mai facile, però da un certo punto di vista siamo sempre stati sulla stessa linea d'onda, quindi è un discorso di continuità che abbiamo fatto.
chiaramente aggiungendo delle mie idee, idee di chi ho nominato come referenti e di chi è stato eletto come consigliere. Quindi abbiamo aggiunto qualcosa di nostro, abbiamo continuato la linea del Presidente Sorbello e penso che i risultati ci stanno dando ragione, perché ad oggi abbiamo fatto 170 associati. E quindi anche voi in crescita. Abbiamo cercato di cambiare il trend che vedeva magari, ma già l'ha iniziato il Presidente Sorbello, che vedeva gli allenatori venire all'AEC. Ora siamo stati noi in questi 4 mesi. E questa era stata la grande novità. In questi 4 mesi siamo stati noi ad andare dagli allenatori, abbiamo fatto qualcosa come 19-20 visite, avendo un occhio particolare alle scuole calcio, al settore giovanile, perché sappiamo tutti, non è retorica, che quella è l'età dove si forma il giocatore, ma soprattutto l'uomo. Quindi abbiamo avuto un occhio particolare, abbiamo sentito idee, proposte, e questo penso sia il viatico per poter crescere tutto il movimento. Sono pienamente convinto. Anche per te abbiamo la targa ricordo, la consegniamo subito. Lucio Tosto, presidente AIAC di Catania. Grazie. Il microfono lo possiamo concedere a Federica, grazie. Potete andare via tutti, ma mi rimane qui sul palco il presidente della Nissa. Perdonatemi, grazie anche nel frattempo a Ilenia. Allora, mi ha detto un paio di mesi fa, quando abbiamo avuto modo di farci una chiacchierata, perché mi piace conoscere i presidenti, che lui è un grande amante della musica. E ho detto: Presidente, io non so se lei andrà in nomination, non so neanche se vincerà i Penalty Awards, però siccome so che lei sa cantare, perché attraverso i social e anche attraverso, insomma, il sentito dire all'interno della squadra, le sue canzoni piacciono, coinvolgono. Ci sarà sicuramente un cavallo di battaglia che ama cantare. Mi piace tanto cantare My Way. Allora, se dovesse andare in nomination, mi deve promettere che lei mi canterà My Way. Siccome è entrato in nomination e l'ha pure vinta, a questo punto ogni promessa è un debito. Quindi lasciamo tutto alla nostra Federica, eccola qui. Prendiamo il microfono, anzi prende il microfono, sì, e noi l'ascoltiamo. Il presidente della Nissa, Arialdo Giammusso, non me la dovevi fare questa, però. La canzone My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll set my case, for which I'm certain. I live a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I plowed each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I love
I shy away. Oh no, not me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? It's not himself that he has not. Just to say the things he truly feels, and not the ones I wanna kneel. The record show I took the blows and did it more way. Grazie tanto. Grazie. Un successo impressionante. Grazie. Nomination. Ettore, grazie. Vittoria a tutti finale il My pubblico. Way. Mi hai Complimenti. fatto questa sorpresa, io non me lo ricordavo più di questa Ma promessa. io infatti la base musicale neanche te l'ho chiesta, l'ho cercata e ti ho preso proprio alla sprovvista. Grazie. Grazie a te. Complimenti ad Arialdo Giammusso. Consegniamo tutto e ritiri appunto anche la targa della tua vittoria ai Penalty Awards. Grazie. Uno dei premi più ambiti, uno dei premi più interessanti, uno dei premi più ingarbugliati, perché c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Invitiamo subito coloro che fanno parte delle nomination quale miglior allenatore del campionato di eccellenza. Gaspare Cacciola del Giarre, Giovanni Ignoffo del Siracusa ed Alessandro Settineri della San Cataldese. Il vincente Gaspare, il quasi vincente Giovanni e soprattutto il vincente della San Cataldese Alessandro Settineri. Voi siete stati il problema di questa stagione, ve lo anticipo, perché abbiamo veramente la fortuna di avere degli allenatori top in Sicilia e poi siccome il premio è uno solo, siete in 3 in nomination, addirittura 2 hanno vinto Supercoppa e campionato e in finale, c'era proprio l'imbarazzo della scelta e adesso colui che tra poco aprirà la busta avrà qualche piccolo problema, nel senso che sarà emozionato. Nel frattempo è arrivata un'altra volta Ilenia con il brand sportivo Freddo Neve e accompagno l'ingresso qui sul parterre dei Penalty Awards l'ex presidente della FIGC Sicilia, Santino Lopresti, che è ormai presente da tanto tempo qui all'interno del nostro evento. Le ho dato una patata bollente, Presidente. Le ho dato una patata bollente, Presidente, perché veramente siete stati un problema, nel senso che la Commissione ha dovuto lavorare ore e ore intere per dare anche equilibrio, significati al risultato. E poi abbiamo pensato a chi glielo dobbiamo chiedere di aprire la busta, abbiamo pensato al Presidente che conosce bene la nostra manifestazione e sa benissimo che l'emozione in certi ruoli è sempre molto particolare. La busta sta per arrivare con il suo microfono personale. Ragazzi, promettetemi una cosa però, chiunque vinca è doppiamente contento, ma se qualcuno di voi dovesse perdere, il sorriso è obbligatorio. Promettetemelo. Lo so che è molto difficile. Sì, ma questi non si emozionano. Non si emozionano completamente. Vabbè, ok, va. Bene, il miglior allenatore per questa stagione, categoria eccellenza, Alessandro Settineri. San Cataldese. Allora, diamo la targa ad Alessandro con il premio Bacco, eccola qui, miglior allenatore della stagione. Consegniamo anche gli altri premi a Giovanni Ignoffo del Siracusa e poi l'ultimo, in ordine casuale comunque,
va anche a Gaspare Cacciola del Giarre. Nel frattempo la battuta la facciamo con Alessandro Settineri, che secondo me gli batteva il cuore. Io lo conosco, si emoziona, per cui ho detto chissà se ce la faccio, chissà se ce la faccio. Ce l'hai fatta, complimenti, stagione superlativa, grande successo. E adesso che cosa succede nei tuoi sogni? Perché tu sei un ragazzo che sogna sempre. Tanto grazie della nomination e del riconoscimento, perché comunque è un momento prestigioso. No, per il resto c'è solo da programmare una salvezza, come diceva prima il direttore, in modo attento e oculato, come abbiamo sempre fatto. E comunque vorrei ringraziare gli amici e colleghi, perché comunque è bello stare accanto a loro e condividere questi momenti di lavoro e amicizia, perché credo che comunque alla base ci sia anche il rapporto umano e lo sport. Devo dire un'ultima cosa, sì. Bravi loro con la giacca, io un po' meno. Non è importante, non è importante. Grazie Alessandro. Allora Gaspare, tu sei un tipo sempre molto riservato, già il fatto di averti trascinato ai penalti è un successo, credo. Poi il fatto che tu abbia accettato anche la sportività del risultato ci piace, come è successo anche con Giovanni. Un Giarre importante per la prossima stagione, abbiamo letto una campagna acquisti interessante e qualcuno già sogna? Intanto grazie per l'invito e complimenti ad Alessandro, comunque è un piacere stare qui assieme a Giovanni. Beh, sicuramente dopo aver vinto il campionato la società si sta attrezzando e mi sta mettendo a disposizione una squadra importante. Speriamo di far bene, di continuare questo percorso di crescita, è bene così. Speriamo bene anche dunque per la prossima stagione. Giovanni, Siracusa un po' è anche il tuo passato, è stato anche il tuo presente recente, una stagione che vi ha bloccato solo sul più bello, ma rimane una stagione emozionante lo stesso. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito, un onore essere qua su questo palco con due vincenti e sicuramente grazie anche ai colleghi per averci dato questa possibilità di stare qua stasera. È stata un'annata particolare, però sicuramente noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile e immaginabile per arrivare al traguardo. Onore al Giarre per bravura e anche per meriti sportivi di aver vinto. E abbiamo sbagliato l'ultima partita, ne siamo consapevoli perché vedendo quello che si era fatto la prestazione non è stata quella delle migliori, però in una finale ci può stare, fa parte del gioco e come ho detto prima bravi a loro e male a noi, è andata male a noi. Sarà per la prossima stagione. Lo sport è questo e bisogna accettare tutti i risultati, l'importante è continuare a sognare e continuare soprattutto a coltivare i sogni, che è ancora più importante. Bravo, grazie Giovanni, grazie ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione, grazie. Abbiamo Settineri, Cacciola e Ignocco. Presidente, il ruolo dell'allenatore è sempre quello che un po' ci mette ansia, perché rappresentano veramente un punto troppo di riferimento di una squadra, di una società. Portare a casa un premio è sempre molto bello, se non lo si porta succede poco, perché comunque anche questo è un gioco come il gioco del calcio. Sì, io in questi anni che ho fatto il presidente partecipavo quasi sempre a tutti i corsi di allenatore, le cosiddette carte federali poi vengono riservate un po' al presidente. E io lo dicevo sempre, il presidente non è un ruolo secondario, ma non lo è non tanto poi nella strategia, nella tattica, nella tecnica, ma lo è per quello che rappresenta per i ragazzi. Cioè il presidente deve essere un leader, perché se non ha la leadership non può chiaramente governare il gruppo. E mi riferisco poi in particolare a quello del settore giovanile, perché questi ragazzi spesso a casa gli dicono mamma me l'ha detto il mister, o al papà, quando i papà poi sono quelli che incominciano a dire al figlio devi fare così, devi fare... no, il mister mi ha detto che si fa così, quindi che forza, che potenza che ha il mister, questa persona. Allora questa è una fiducia che la famiglia e i ragazzi ci danno, che vi danno, noi dobbiamo avere la forza però questa fiducia di non tradirla, perché talvolta ecco gli allenatori sono coloro che in campo usano parole e diciamo strategie che non dico come dire sfiorano, ma che sono violente. E allora questo non può essere, perché
qui con Sandro, ma dico il mondo del calcio, noi della Sicilia, per noi il problema della violenza è un problema importante, nel senso che lo combattiamo e lo combattiamo in qualsiasi modo. Non c'è nessuna ragione per cui una partita di calcio, che è un gioco, e non ce lo dimentichiamo, è un gioco, non può tramutarsi mai e poi mai, neanche nel momento in cui dico, ma io Presidente ero nervoso. Nervosismo non è che vuol dire, infatti, noi siamo persone umane, dobbiamo ragionare, giusto. Non siamo come al cane gli dai un calcio e ti vuole mordere, quindi questo è un gioco, deve restare un gioco al di là delle emozioni e al di là, come dire, degli impegni che ci sono. Però non ricordiamolo, non dimenticatelo voi allenatori, di non tradire la fiducia di tanti genitori e di tante persone che, diciamo, a voi la danno. Presidente Lopresti, questo suo slogan ci piace perché arriva proprio dritto, e se lo dice un uomo di sport bisogna rispettare anche le regole che vengono dettate. Principalmente. Grazie Presidente, abbiamo anche per lei il ricordo della sua ennesima partecipazione qui ai Penalty Awards 2021. Grazie a Santino Lopresti, grazie. Dello sport, organizzato naturalmente da Pianeta Vacanze, ha accompagnato il progetto di questa manifestazione, accompagnato anche da tanti partner. Abbiamo appena visto Freddoneve, che è un brand sportivo che Pianeta Vacanze e Penalty, la trasmissione televisiva di Gold 78, ha presentato in questa stagione. Dicevo di alcuni partner che sono fondamentali anche per il proseguo della prossima, ed io invito qui sul palco coloro che hanno sposato il progetto sia del Penalty Village, sia di Penalty, sia di Penalty Awards, grazie anche in questo caso all'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro. La presenza degli sponsor serve per alimentare tutto questo, perché grazie a voi noi realizziamo pure questo. Diamo subito un microfono anche ad Attilio Parisi di Plurimpresa, perché in maniera molto veloce, nei tempi televisivi, devi parlarci di questa azienda, che è un'azienda che comunque ha a che fare soprattutto con il mondo del lavoro. Del lavoro, ha detto bene, diciamo, il connubio con lo sport ci ha sempre affascinato, e se abbiamo accettato questo invito a essere parte di questo progetto stupendo è perché appunto il connubio lavoro e sport quanto mai oggi è fondamentale, tanto che i nostri, chiamiamoli consulenti commerciali, comunque quelli che si occupano di trovare le aziende che poi cercano le risorse umane, li chiamiamo business coach, quindi allenatori. Ci piace questo termine. Business. E quindi questo connubio lo perseguiamo anche nella formazione, tant'è che molti dei nostri docenti dei corsi sono per esempio Pierluigi Collina, sono da John Kirwan, piuttosto che ad esempio adesso a Milano abbiamo Giulio Velasco a ottobre, quindi sono comunque persone che trasferiscono agli imprenditori i valori fondamentali dello sport, che sono quelli della comunione, del gioco di squadra, dell'essere non solo vincenti, ma prima di tutto vincenti come persone prima che sullo sport o comunque sul lavoro. È giusto. E quindi creare il giusto connubio è fondamentale. Quindi benvengano queste iniziative e sicuramente ci troverete sempre concordi nel partecipare, diciamo, essere partner di questo evento. Grazie tanto, Plurimpresa. Grazie tantissimo. Grazie a voi per la partecipazione. Grazie.